Ci sono dei giornalisti fotografi in aula, lei ha qualche motivo per non voler essere ripresa? No, assolutamente. Si alzi, in piedi a voce alta, deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Allora, dichiarazione del testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie, si accomodi. Nome, cognome, luogo e data di nascita. Miriam Loddo, nata il 3 luglio dell'83 ad Atri. Dov'è residente? Come? Residenza. Residenza, Viale Monza 4, Milano. Si porti il microfono, glielo sistema, lo mettiamo vicino. Prego, la difesa. Sì, grazie Presidente. Buongiorno signora. Sì, lei da quanti anni conosce, eventualmente frequenta un lavoro di serata 27 5 anni. È anche qualcosa in più. Senta, ha avuto mai modo di frequentarlo in serate conviviali in quegli Arcore? Sì, molto spesso. Molto spesso. Guardi, signorina, scusi, si volti verso di noi perché non la sentiamo bene. Ok. Si volti verso di noi, il microfono bene davanti al viso. Ecco, mi scusi, in queste serate, in particolare negli anni 2010 e 2009-2010, lei ricorda chi altri ci fosse? Sì, c'era questa ragazza che Ruby, c'è stata un paio di volte, poi c'erano le ragazze Barbara Guerra, Alessandra Sorcinelli, Aris Spinosa, poi ci sono state anche personaggi politici, cioè personaggi importanti, comunque questo. Importanti di che genere, non abbiamo capito. Sì, stavo per chiedere tipo, cioè che se ricorda chi altri ci fosse. Ma è capitato Carlo Rossella, Emilio Fede, queste persone qui. L'onorevole Rossi? Sì, la Rossi, l'onorevole Rossi, anche come si chiamava? Scusi, non sono abituata ad essere Licia, la signora Licia. L'onorevole Ronzulli. Sì, Ronzulli. Senta, il consigliere regionale Puricelli, Giorgio Puricelli, c'era? Sì. Nicole Minetti? Sì. Senta, e lei ci ha detto di aver visto anche Karima El Marug, detta Ruby. Sì. L'ha vista di Ad Arcore in queste serate? L'ho vista 2 volte in totale, non di più. Sì, ma dove chiedeva l'avvocato? Sì, l'ha vista ad Arcore? Ad cioè Arcore, nelle sì. serate? Ecco, nelle serate in generale, poi verremo alle serate in cui c'era Ruby, che cosa accadeva? Le può descrivere al tribunale per cortesia? Cioè come si svolgevano le serate? Sì, allora niente, le serate erano cene normalissime in cui il cavalier Silvio Berlusconi, che è una persona di grande carisma, intratteneva tutte le persone raccontando storielle, parlando di politica, parlando di qualsiasi cosa e si mangiava, dopodiché comunque lui cantava, non balla, perché ha fatto un fioretto, si prendeva un amaro, si scendeva in questa discoteca che si chiama Bunga Bunga, ma in questa discoteca non avveniva niente di strano. È una discoteca in cui noi sorseggiavamo un amaro, potevamo bere qualche cosina, ma non c'era nessuno in stato di ebbrezza o qualsiasi altra cosa. Venivano fatti spettacolini, ma erano spettacolini, semplici balletti, molto simpatici, ma non c'era nessuno spogliarello integrale o cose che io ho letto e che mi hanno anche molto offeso. Senta, ma c'era qualcuna delle presenti che si travestiva con costumi particolari? No. Oppure che rimaneva poi in abiti particolarmente succinti, in No, costume? assolutamente, niente. No. Senta, ma sempre per rimanere alle serate, dalle indagini della Procura risulterebbe che lei sarebbe stata presente il 19 di settembre.
che è al di fuori del campo di imputazione, questo lo dico per il verbale, non per la domanda alla testa. E lei ricorda di aver conosciuto una ragazza che si chiamava Tumini Melania? No. Non mi ricordo proprio. Ambra Battilana e Chiara Danese, lei le ha mai conosciute? No, le ho prese soltanto sui giornali, sinceramente. Non mi è mai capitato di incontrarle. Ho visto chi sono dai giornali, ma tra l'altro non riuscirei neanche a distinguerle. Ma la serata del 19 di settembre, in cui era presente anche Tumini Melania, lei ricorda se è successo qualcosa di particolare? Non mi ricordo. Non si ricorda la serata. Ecco, in quella serata, sempre secondo la ricostruzione, sarebbe stato presente anche Carlo Rossella. Nella serata in cui c'era presente Carlo Rossella è accaduto qualcosa di particolare? Assolutamente no. Vabbè, che è stato presente una sola serata Carlo Rossella. Io una volta l'ho incontrata, però non mi ricordo Una volta il l'ha giorno, incontrato. cioè, adesso sa che sono passati 2 anni, non è che mi posso ricordare la data. Senta, le serate in cui invece era presente Ruby, ci sono state scene particolari, vicende sempre legate di natura sessuale? No, assolutamente no. Lei ricorda come era vestita questa Ruby? Era vestita in maniera normale? Ma comunque mi sembra, allora la Ruby mi sembrava era una maniera normalissima, perché se fosse arrivata una ragazza particolarmente scosciata, particolarmente volgare, penso che l'avrei ricordata. Ora non mi vado a ricordare di preciso, però se fosse arrivata una ragazza diversa dalle altre era normale notarla, quindi no. Senta, lei poi dopo Arcore ha avuto modo di incontrare Ruby fuori da Arcore in altre occasioni? No, l'ho vista una volta in discoteca, che l'ho riaccompagnata a casa col taxi e lei è risalita, che lì ho conosciuto la signora Coensensao, perché non le rispondeva al telefono, lei aveva paura di rimanere fuori. Allora ho aspettato, poi ho preso il mio taxi e sono tornata a casa mia. Ecco, mi scusi, E l'ho pagato. che discoteca era? Luminal. È in No, grado- Luminal, quella dietro a Corso Comora, non mi ricordo. Ho modestissima esperienza sul punto. Sì. Lei è in grado di ricordare il periodo? Ma era prima della serata famosa, della notte in cui è finita in questura, poco prima. Quindi prima del 27 maggio? Sì, sì, Sì. sì. Ma molto prima, lei ricorda circa quanto prima, no? Guarda, io la prima volta che ho visto la ragazza è stata il 14 febbraio ad Arcore. E basta, poi non Poi l'hai incontrata in discoteca? Sì, no, una volta l'ho vista sì, in discoteca. In discoteca. direttamente. Senta, quando ha visto il 14 febbraio, come lei ricordava poco fa, Ruby, lei ricorda se la ragazza narrò qualche cosa delle sue origini, della sua vita? La ragazza mi disse di avere 24 anni, essere parente di Mubarak, figlia di una cantante brasiliana, di cui anche mi mostrò un video di una cantante, e il padre era egiziano. Io sapevo che questa ragazza era egiziana, aveva 24 anni, quindi non... Scusi, lo disse a lei o lo disse A durante la tutti, cena? durante la cena a tutti, mostrò anche questo fantastico video. Raccontò anche qualche altro particolare della sua vita? Ma sì, fece vedere in testa una cicatrice e disse che questa qui era il padre che gliel'aveva fatta, perché lei aveva deciso di non essere musulmana. Ho capito. Tra l'altro sembrava vero. Senta, Sembrava, scusi, non abbiamo sentito. Sembrava vero, cioè, perché poi siamo venuti a conoscenza la sera della questura che la ragazza era marocchina, ma mentre lo diceva realmente sembrava vero. Sì. Senta, e per quanto riguarda l'età, disse espressamente di avere quanti anni? 24. 24. Ma aveva l'aspetto No, giovane? è altissima, anche più alta di me che sono piccolina, era abbastanza truccata, tutta aggiustata, con un tacco medio, non altissimo, non glieli davo, è molto donna.
Senta, ma lei che ha detto di averla vista poco prima della serata del 27 maggio, dopo il 14 febbraio, aveva avuto modo di conoscere o di sapere da qualcuno che la ragazza invece che 24enne era minorenne? No. Ecco, lei l'ha appunto dai giornali o l'ha saputo in altra maniera? L'ho saputo la sera in questura, perché io mi sono recata lì, chiamata da Michel Coensencavo, che mi avvisava che la Ruby, piangendo, chiedeva di chiamarmi, che la ragazza era in stato di fermo in quanto non si riusciva a identificarla. Per questo motivo mi ha chiesto di andare. Io quella sera ho ritenuto opportuno, in quanto ero a conoscenza fosse la nipote di Mubarak, di avvisare il cavalier Silvio Berlusconi di questa cosa qui. L'ho avvisato e mi sono recata lì. Quando mi sono trovata lì è venuto fuori che praticamente lei era minorenne. Perché a un certo punto... Sì, grazie. Scusi, facciamo un po' d'ordine di questo punto. Lei quando è che conosce Michel Coensencavo? La sera che ho riportato a casa la Ruby, che sono salita sopra perché lei non riusciva a... E quando si colloca questa sera, scusi, sia gentile, perché tanto tempo fa. più o meno però. Ma comunque penso che sarà stata ad aprile, marzo-aprile. Sì, perché se il 27 maggio, dopo poco, sì, aprile. Quindi verso aprile del 2010. Sì. E lei come fa ad avere il numero telefonico della Coensencavo? Lo aveva lei, io non l'avevo, non lo so. A me mi è arrivata la chiamata da un numero che non conoscevo e ho risposto. Ah, quindi scusi, non è lei che chiama, lei non l'aveva mai chiamata? No, io non ho mai Coensencavo? chiamata, sono stata avvisata quella sera. Quindi la sera del 27 maggio lei riceve una telefonata da Sì. Michel Coensencavo che le dice che cosa? Che la ragazza Ruby è stata in questura, che non riescono a identificarla perché non aveva i documenti. La prego di venire qui, cioè ti prego di venire qui, sta piangendo, anche per aiutarla a identificarla, insomma. Ecco, le dice Michel Coensencavo perché chiama proprio lei, glielo spiega dopo. Ma non lo so, non mi ha spiegato nulla. A me è arrivata la chiamata. La chiamata. Forse perché mi aveva visto la volta prima. No, parli al microfono, non Forse sentiamo perché mi bene. aveva visto la volta prima, allora gli è rimasto impresso il mio nome. Non lo so. Senta, e successivamente che cosa accade? Lei riceve questa telefonata e poi? Mi sono recata subito in questura e sul taxi ho chiamato il cavaliere Silvio Berlusconi, che tra l'altro era in Francia. Ecco, ma l'ha chiamato come, scusi? Con Il telefono mio. Avete direttamente un telefono personale? Sì, il mio telefono sul cellulare di l'onorevole. Sul cellulare Sì. direttamente. Le ha risposto subito? Le ha risposto a che ricorda quando era già... Sì, mi ha risposto quando stavo ancora in taxi, quindi ancora non ero arrivata in questura, e mi disse che mi avrebbe richiamato appena atterrato a Roma. Quindi nel lasso di tempo del viaggio non l'ho sentito. Lei ricorda che cosa disse al dottor Berlusconi, all'onorevole Berlusconi? Sì, gli dissi che mi stavo recando in questura per vedere cosa fosse successo, che mi aveva chiamato la Ruby in lacrime e che andavo a vedere perché c'erano problemi all'identificazione. Per quello sono andata. E l'onorevole Berlusconi le disse di fare qualche cosa di particolare? No, assolutamente. Non mi ha detto nulla, io l'ho soltanto avvisato. Gli ho detto guarda, sto andando lì perché c'è questa ragazza, tra l'altro che conoscevo come nipote di Mubarak, che lei aveva detto questa cosa, parente di Mubarak. Io sono andata lì e io ovviamente l'ho avvisato. Ho detto c'è questa ragazza che sta avendo questo problema, non la rilasciano. Credo, mi ha detto che non ha i documenti dietro. Quindi io mi sono recata lì, ho avvisato soltanto Senta, questo. quando lei arriva in questura, ricorda all'incirca che ora sarà stata? Circa, Ma prima della mezzanotte. prima della mezzanotte. Lì quando arriva in questura chi trova? Mi trovo soltanto la signora Michel. E Nicole Minetti? È arrivata dopo. È arrivata dopo. Lei sa chi l'aveva avvertita lei, Nicole Minetti? No, non lo so. E lei si è parlata telefonicamente con Nicole Minetti prima che arrivasse lì o vi siete No, parlate? non avevo il numero di Non aveva il Nicole. numero. No. E quindi arriva lì anche Nicole Minetti e che cosa succede?
Arriva lì anche Nicole Minetti, io vabbè, sento, viene identificata la ragazza, io sento Silvio Berlusconi e gli dico, guarda che la ragazza, infatti avevo fatto anche una deposizione, che gli dissi che la ragazza era minorenne perché ero appena venuta a conoscenza e lui ne rimase sorpreso. Quindi scusi, nella prima telefonata... Era lei- informativa. La seconda? Lei poi a mezzanotte lo richiama? Cioè prima che Sì. mi decolli? No, dopo, quando è arrivato. Ah, quando è arrivato lei lo richiama? E col suo telefonino, col telefono di Sempre coppia? col mio cellulare. Sempre col suo cellulare. E lo richiama e gli dice che la ragazza era minorenne. Da chi l'aveva preso questo? Dalla questura? Dalla questura. Dalla questura. Ed era anche marocchina, non era egiziana. Quale fu la reazione al telefono del dottor Berlusconi su questo? Mi disse, come minorenne? In Italia si è maggiorenni a 18 anni e lei ne ha 24. E per quanto riguarda la nazionalità e il fatto che non ci fosse quindi... Sì, no, vabbè, io mi ricordo quella frase perché fu proprio una frase che tutti sono caduti dalle nuvole e poi comunque poi è venuto fuori, è anche marocchina, però non... Vabbè, questa fu la risposta Sì, che lei ebbe. mi ricordo proprio questa risposta perché mi è rimasta Nel, stampata. nel periodo di tempo da mezzanotte quando lei arriva alle 2 che poi risente, o a quell'ora che era, insomma al momento in cui lei risente l'onorevole Berlusconi, che cosa accade in questura? Lei ha dei contatti con la questura o c'è qualcun altro che ci parla? No, mi può ripetere la domanda? Nel periodo di tempo che va da mezzanotte quando lei arriva a quando poi lei ritelefona all'onorevole Berlusconi, che cosa accade? Lei ha dei contatti con il personale della questura No. o è qualcun altro che ci parla? No, io ero seduta lì e basta, proprio ero seduta lì, aspettavo. Scusi, basta. seduta dove? Dentro in questura? Dentro la questura, sono dentro- rimasta fino al rilascio, sono rimasta lì fino al rilascio della ragazza, però non ho interagito. Non ha interagito, quindi hanno No. sempre parlato chi? Le altre due? Sì, perché poi c'è stato il discorso la polizia comunque ha detto che per far uscire la ragazza ci sarebbe dovuto essere qualcuno che se ne prendeva cura, cose del genere. La signora Nicole Minetti si è offerta in quanto aveva un lavoro stabile, era la persona forse più indicata, si è offerta, però disse che non poteva tenere la ragazza a casa in quanto non poteva e la signora Coinsensao, che tra l'altro vabbè, che tra l'altro si presenta abbastanza piuttosto bene, ha detto che avrebbe potuto tenere lei ancora a casa in quanto coinquilina e si sarebbero sentite spesso per dirsi tutto. Quindi tutto così. Ho capito. Senta, lei quando è stata in questura le è stato chiesto un documento anche Ecco, lei? no, questo punto infatti lo volevo chiarire, perché ho notato, quella sera io non ho tirato fuori il mio documento, non mi è stato neanche chiesto perché era una situazione tranquilla, non c'era nessuna agitazione nell'area, nessuno me l'ha chiesto, io non ho neanche pensato a tirarlo fuori, non mi sono minimamente proposta per l'affido, quindi... Non abbiamo capito, scusi, se interveniamo. Se le era stato chiesto un documento quando è entrato in questura. Quindi nessuno le ha chiesto il documento per l'identificazione. No, ma non abbiamo capito neanche. Dice che la signora Minetti si era offerta Per l'affido? per l'affido, però disse che non poteva tenerla a casa. A chi lo disse che non poteva Alla tenerla a polizia. casa? Alla polizia. Senta, ma successivamente, quando viene rilasciata la ragazza, quando viene rilasciata Ruby, lei ha modo di parlare con Ruby? No, io poi sto a casa, sono tornata a casa, basta, non ho avuto più contatti. No, ma nel momento in cui esce, vi parlate con Ruby o no? Sì, come stai? Ma sono tornata a casa, sinceramente avevo anche 38,5 di febbre, ero già abbastanza stufa della serata. Ma non le chiese qualche spiegazione di come No. mai aveva mentito sull'età? Cioè non ci fu una discussione tra lei No, guarda, non vedevo l'ora di tornare a casa. Ho capito. Senta, e lei a quel punto telefonò al dottor Berlusconi, ma passò il telefono a Ruby, cioè No, la chiamata non è stata mia. Non ho La chiamato. chiamata, scusi? La chiamata io non l'ho fatta.
No, scusi, ma noi avevamo capito che lei quando... No, la chiamata l'ho fatta durante la serata in questura, prima dell'affido, quello la chiamata famosa. Ah, ho capito. Cioè Quando quindi sono uscita non ho chiamato, non l'ho ha sentito più 2 volte. chiamato, ha fatto queste due Prima di telefonate. andare e E appena... durante ha avvertito che nel Certo. frattempo evidentemente era atterrato, cioè lo ha richiamato... Mi ha richiamato lui appena è atterrato. Ha richiamato lui quando Sì. è atterrato. Capito. Va bene. Io allo stato non ho altre domande, credo che la collega abbia qualche altra precisazione. Grazie Presidente. Senta, signorina Loddo, in atti c'è la sequenza delle telefonate Ah, ok. che giunsero al suo cellulare. Lei ci ha già detto che Sì. fu chiamata da Sì. Michelle Conceição. Sì, sì. Ecco, risulta documentalmente che lei fu chiamata una prima volta la notte del 27 di maggio, appunto, alle ore 21:56. Se non erro, è una telefonata in entrata e dura 13 minuti e 35 Sì. secondi. Lei si ricorda esattamente quale fu la narrazione che le fece la signora da Conceição? Sì, mi disse che bisognava, praticamente la ragazza era in stato di fermo perché non si riusciva a identificarla, che piangeva, è stata una chiamata molto drammatica francamente, però non è che Ma mi ha nel detto momen- vieni un attimo qui, vieni un attimo a vedere e quindi io mi sono recata. Sì, però ha avuto una durata abbastanza lunga, non è stata una Lo telefonata so. proprio brevissima. Sì, no, è stata tutta questa chiamata in cui mi narrava che questa ragazza piangeva, però francamente non mi ricordo il dettaglio perché comunque sono passati tanto tempo, quindi io mi ricordo il contenuto, però non dettagliato. Senta, lei nel momento in cui riceve questa prima telefonata alle ore 21:56 del 27 di maggio, dove si trovava? A casa. Lei era a casa, quindi in Viale Monza? Via Giacosa? Ah, in via Giacosa abitava ancora Sì. all'epoca, che è lontana quanto dalla questura? Da mezz'ora. Comunque ero in desabillé, quindi sono volata, ma un attimino. Senta, e poi sempre in entrata la signora da Conceição la chiama alle 22:11. Sì, mentre andavo. Ecco, che cosa è durata circa 5 minuti e 33 secondi. Sì, mi chiedeva sempre tra quanto arrivi, era particolarmente agitata. E poi 10 minuti dopo, sempre 27 di maggio, alle 22:22, 1 minuto e 41 dura questa telefonata. Sì, quando ero lì fuori. Probabilmente mi ha richiamato per sollecitarmi, ma ero già lì fuori, se è l'ultima chiamata, perché dura un minuto. Per la verità ce n'è un'altra successiva alle 22:52 e 18 secondi che dura 2 minuti e Allora 5 forse secondi. sì, mi ricordo che mi ha chiamato tante volte. Senta, ma quando arriva in questura alla sede centrale, immagino, no? Sì. Lei dice va in taxi, come si Sì, reca? sì, in taxi. Taxi. E trova subito il posto dove erano le sue amiche o chiede Sì, qualcuno? ho trovato la Michelle che era proprio sotto, in sala d'attesa, cioè appena entri, quindi non ho avuto problemi. Ecco, e dopo lei Può ha essere che l'ultima chiamata però era proprio per verificare dove dovevo entrare, perché non ero mai andata in questura. Senta, e poi lei ha detto di aver atteso fino a quando poi Ruby viene rilasciata. Lei esattamente dove ha atteso? Ha atteso assieme? Sopra con le ragazze, Quindi Sopra era- dove? sopra la questura in ufficio. Primo, secondo piano, terzo Non piano? mi ricordo, dove erano tutte le altre, ora non mi ricordo. E lei interagì in qualche modo con qualcuno della questura? Ha già risposto. Sì, no, ma volevo una
una specificazione, se si No. ricorda di una persona in particolare. No, No. no. Quindi lei non ha mai parlato con nessuno della questura? No, ero seduta lì, non... Senta, quando Ruby viene rilasciata, lei ricorda se accompagnò Ruby a casa con Michel da Concessao oppure... sì, mi ricordo. Scusi Presidente se interrompo, l'ingegnere Alati è presente, stiamo parlando anche di tabulati telefonici, forse non è proprio corretto che sia in aula, È un no? consulente però della difesa che quindi tra va bene. l'altro il cancelliere ha sempre dato atto della sua presenza a tutte le udienze a cui ha partecipato e l'ha già inserito anche oggi. Ah no, è vero, io ho riaccompagnato Michel Coensensao a casa. Ecco, se può Infatti, mi sono dimenticata perché non mi... Sono tornata a casa e mi sono messa subito a dormire perché avevo la febbre e mi sono presa anche un medicinale. Ho dormito lì quella sera. Lì Però dove, non- scusi? Ho dormito a casa della Michel Coensensao quella sera. Ecco, perché non mi ricordavo al momento, meno male. E dove ha dormito specificamente? Ma in sala con il cane. Cioè, mi ricordo proprio il particolare con questo splendido Carlino. Ecco. Sì. Poi sono andata via il giorno dopo subito e basta. Dopo è tornata, quindi vi siete alzata la mattina Sì, successiva? sì, però non ho fatto chiacchiere particolari. Scusi, ma se ha dormito dalla Consecao, scusi se interveniamo, ma ha dormito Sì. c'era anche, Ruby, anche il, sì, nella Karima El stanza Maroub? con la ragazza. Lei nella giornata del 27 di maggio del 2010, indipendentemente da quello che accade la serata che viene contattata la Michelle, ha avuto modo di sentire Ruby e se sì, per quale ragione? Si ricorda? No, io poi non ho avuto più contatti con Ruby. Cioè non Deve parlare al microfono. Sì, mi scusi, non ho più avuto contatti con Ruby anche perché sto arrabbiata per quello che era successo. Ora ho evitato proprio il contatto con lei. Non mi sembra neanche che mi abbia provato a chiamare, però non mi ricordo sinceramente, non ho avuto proprio più contatti perché ero arrabbiatissima. Ma quando siete tornate a casa avete dormito insieme? No, io ho dormito... Insieme nella stessa casa, Sì, intendo dire, la sotto lo stessa stesso tetto. Avete commentato il fatto? Lei le ha detto, Io ma avevo guarda, la mi ha febbre raccontato. alta, quindi proprio stavo malissimo perché già avevo 38,5, sono arrivata lì che avevo forse anche di più, ho preso direttamente qualcosa per abbassare la febbre e basta. Mi sono messa a dormire. Il giorno dopo me ne sono andata a casa subito. Senta, lei ha mai avuto aiuti economici dall'onorevole Berlusconi? Sì, Può li ho dirci avuti in sì- passato. Io sono una ragazza che ha un figlio, non ho un lavoro, i miei genitori mi aiutano. Dopo questo casino non ho avuto più lavoro e l'onorevole si è proposto di darmi un aiuto mensile che è anche registrato nei bonifici. Se voi ritenete opportuno, io non ho problemi a portarle la mia documentazione dell'affitto che mi pago da sola, che quindi posso portare il garante mia madre, a me non ci sono problemi, glielo faccio avere, e tutti i miei bonifici sono registrati, vengono dai miei genitori e questo piccolo aiuto, che è avvenuto perché io non ho più un lavoro. Comunque, per quanto riguarda la Piccolo aiuto di che entità voleva sapere il difensore? 2.500 euro 2.500 euro ogni quando? ogni mese. Ogni mese. Senta, lei No, stava dicendo, scusi, ha fatto fatica, che lo percepisce da? Silvio Berlusconi, 2.500 Sì, euro. ma da quanto tempo? Non abbiamo capito. Beh, dopo che è appena successo il bunga bunga, il casino. Intende quando sono usciti sugli organi di stampa Sì, le notizie? l'11 gennaio, sì, quando sono usciti i primi articoli di giornali. A gennaio del 2011? 2011. Senta, lei possiede un'auto? Sì, un'amica, E quando l'ha acquistata? ma me l'ha regalata il mio papà quando il bambino aveva 1 anno e mezzo, l'ho comprata a Pescara. E quanti anni fa? Vuole sapere Sono 5 all'incirca? anni, Si ricorda quanto l'ha pagata? 8.000 euro, immatricolata nel 2006 tra l'altro, è di seconda mano.
Quindi in questo acquisto non ha dato un apporto economico l'onorevole Berlusconi? No, l'ha pagato mio padre, c'ho ancora documentazione a casa. Il momento terminato, Presidente. Prego, Avvocato Ghiglini. Visto che siamo su questa fase economiche, durante le serate, quindi prima della vicenda dopo il gennaio del 2011, Sì. l'onorevole Berlusconi ha avuto modo di farle dei regali in denaro? L'ho visto molto di rado dopo No, l'accaduto. prima, cioè scusi, Ah, prima. antecedentemente No, alla vicenda, cioè durante, dopo le serate o anche in maniera estemporanea? No, l'onorevole no. Berlusconi non aveva Assolutamente. avuto modo? Guardi, c'è una telefonata che lei ha fatto con Barbara Guerra, è il RIT, lo dico per il Tribunale 3476/10, pagina 11, la telefonata numero 00796 del 27/9/2010, ore 15:40-42. Non lo dico per lei, lo dico per il Tribunale, per la Procura, in cui c'è una telefonata, credo con Barbara Guerra, nel quale si dice non sono venuta, non mi ha invitato, anche Nicole mi ha chiamato la Aris, è inutile infiltrarsi, tanto non si, e invece ma t'ha dato un sì, sia ieri che l'altra, e che ne so io, per quello ti avevo chiamato. Ecco, lei ricorda il contenuto di questa telefonata? Sinceramente Ricorda no. che si parlasse? no, non mi ricordo nulla di questa chiamata, Non si sinceramente. ricorda. Senta, quindi lei esclude di aver avuto dazioni di denaro in quel periodo? No, io non ho avuto... Sicuramente se avevo bisogno lui mi avrebbe aiutato, perché comunque conosce la mia situazione e non posso dire di no, però sarei stata io a chiederglielo in prestito, basta. Quindi... Sì, ma la domanda era Sì, diversa, sì. non è delle intenzioni, è se lei in concreto ha avuto un aiuto economico. Sì, l'ho avuto in un aiuto economico in passato, quando avevo un problema io dicevo, ma neanche personalmente mi veniva dato. Ho andavo capito. da Senta, raggiungere. ma era No, collegato... scusi, non riusciamo a sentire, Avvocato, non abbiamo sentito la Sono risposta. in passato dal ragioniere Spinelli quando ho avuto bisogno di un aiuto che mi ha aiutato, per cui neanche personalmente a volte mi veniva dato, era proprio una concezione di aiuto senza chiedere nulla in cambio, ma perché ho bisogno, francamente. E quante volte ha avuto questo aiuto economico? Ma sarà successo una volta, così, mi sembra una volta, perché avevo veramente un problema, che non avevo la possibilità di sostenere alcune spese e gli ho chiesto. Una volta, perché non avevo la possibilità di sostenere alcune spese, mi sono recata dal ragioniere. E l'aiuto di quanto è stato? Ma non mi ricordo la cifra, però erano un piccolo aiuto per l'università, non era molto. Cioè in che senso? Le Per tasse comprare universitarie, dei i libri? libri che non sapevo come sostenere, io sono studentessa. Ho capito. Senta, mentre... Ma questo aiuto era collegato alle sue frequentazioni No, di no, serata? in quel periodo non vedevo neanche il dottore, l'ho chiesto direttamente al ragioniere. Ma quale periodo è? Non mi Stavo ricordo. domandando comunque è antecedente. C'è una intercettazione in 2011. proposito, ecco perché l'ho tirato fuori. C'è un'intercettazione a questo proposito? Sì, che lì c'era la data. Rileggendole mi sono resa conto, cioè non mi ricordo la data. Comunque lo avete, lo potete... Comunque lei ritiene che sia antecedente, cioè sia nel corso del 2010? Non mi ricordo, mi sembra dopo, non mi ricordo. Oh, d'accordo, grazie. Prego, la Procura. Buongiorno. Buongiorno. Senta, settembre 2010, agosto 2010, lei che attività lavorativa svolgeva? Ma nessuna, ho i miei genitori che mi aiutano. E dove viveva? Allora, aspetta, io quando non mi ricordo la data in cui mi sono trasferita in Viale Monza, numero 4, prima abitavo in Via Giacosa, 10, però non mi ricordo la data precisa. Comunque viveva in Lombardia, a Milano? Sì, Da sola? sì, con mio figlio.
Quanti anni ha suo figlio? 6 anni. E lei ricorda se era in via Giacosa, in viale Monza, quando ammontava il canone? Canone significa quando pagava al mese di affitto della casa. Allora sì, adesso pago 900. No, io le sto facendo domande del 2010, agosto, 600, settembre, ottobre, novembre del 2010. 600. E, visto che il suo padre che attività svolge? È ingegnere E dove vive? a Pescara. Quindi lei riceveva questi aiuti economici come? Tramite Un bonifico? attimo, perché ingegnere è un titolo di studio, dopodiché il lavoro non abbiamo capito. Ingegnere mio padre. Bene, che lavoro fa? Lavora come direttore di lavori per le grandi aziende. E in quel periodo l'aiutava? Sì. Riceveva dei bonifici bancari sul suo conto corrente? Sì, sono tutti registrati. Quanto ammontava al mese il bonifico che suo Tutto padre le quello- faceva? Sicuramente copriva l'affitto e in più potevo chiedergli qualsiasi cosa avessi bisogno. Io le ho chiesto a quanto ammontava il bonifico che lei riceveva, come sta sostenendo, da suo padre mensilmente. È una domanda molto semplice. È una domanda molto semplice a cui rispondo che sicuramente l'affitto e a quanto potevo servirmi. Quindi poteva ammontare dai 600 ai 1000 euro. Circa, vuole sapere un 600 ordine di euro. grandezza. E nonostante questo aiuto familiare, lei come faceva a mantenere... Non ho finito la domanda, signora Loddo. Come faceva a mantenersi e mantenere suo figlio? Beh, il padre mi passa 400 euro al mese. Mia madre, se ho bisogno di una bolletta, me la manda, non mi servono robe firmate, ce la faccio. Quindi lei non era in quel periodo dipendente in nulla? Cioè riusciva a sopravvivere perché aiutata dai suoi familiari? Sì, basta accontentarsi. Basta, scusi? Accontentarsi. Certo. E scusi, come conosce l'ex Presidente del Consiglio? Cioè rispetto a quel periodo, settembre 2010, agosto 2010, lei da quanto tempo lo conosceva? 5 anni e mezzo. E frequentava la residenza di Arcore da quanto tempo? Ma da quando sono arrivata a Milano, circa 4 anni fa. Sì, 3-4 anni. Ma comunque sono periodi in cui magari non lo vedo, poi lo risento per gli auguri. Sono andata varie volte, ma ci sono comunque, non è che sono tutti i giorni da lui. E lei non ha mai lavorato in Rai o le reti Mediaset, eccetera? Sì, ho lavorato al TG4, ho fatto la meteorina, ho lavorato Ma quando questo? appena arrivata qui 4 anni fa. Quindi in un periodo precedente al 2010, Sì. 4 anni prima. No, 3 anni. 3 anni. 2. 4 anni fa, 2008. Sì, ok. Senta, torniamo alla serata, visto che comunque ha dimostrato di avere buona memoria, quindi vorrei tornare alla serata del 19 settembre, dove risulta documentalmente, lei lo ha ammesso, che era ad una cena Sì. nella residenza dell'ex Presidente del Consiglio. Quante persone eravate? Non mi ricordo. Più o meno? Ma non mi ricordo la sera. 50, 20, 10? Non mi ricordo la sera. Non si ricorda. Perché? Ha frequentato tante volte che si può il ricordo Sì, l'ho frequentato frammentare tante con altre serate? Sì. Quindi lei non ricorda neanche se quella sera c'era il direttore Rossella? Io ricordo di averlo visto un giorno, ma non mi ricordo la data, anche perché io sinceramente, e questo le rispondo perché sicuramente lei ha un tot di chiamate entrate ad Arcore tramite il mio telefono. Io generalmente per educazione non tendo a portare il cellulare se vado a una cena e devo ascoltare, perché magari mi iniziano ad arrivare i messaggi, in tentazioni, sono continuamente al telefono. Lo lascio a casa. Quindi in un periodo precedente al 2010, 4 anni prima. Sì, 4 anni fa. 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 4 an
Non so perché ha fatto questa precisazione, però va bene, ne prendo atto, ma non era questa la mia domanda. No. Quindi lei mi dice, se ho capito bene, riassumo, che siccome è andata spesse volte invitata alle residenze dell'ex Presidente del Consiglio, lei non sa focalizzare il ricordo sul 19 settembre 2010. Forse non mi ricordo. E comunque se c'è andato il 19 settembre il telefono l'aveva lasciato a casa. Questo è il senso della sua precisazione, perché se no... Il senso è stata perché io ho appreso nelle documentazioni che mi sono arrivate in precedenza da internet che più o meno ci sono dei giorni in cui appare il mio cellulare e tanti altri giorni in cui non è apparso, che io mi ricordo, quindi ho precisato questa cosa perché ho visto, come lei diceva, si è stata tante volte, sì, e tante volte non è stato registrato, come la signora Boccassini diceva. Ho voluto precisare questa cosa. Solo per questo motivo. Va bene, ne prendiamo atto. Noi continuiamo a non capire la precisazione, Sì, perché neanche io, dice Presidente. c'è stata più volte, benissimo, dopodiché ci dice che lei il cellulare lo lascia a casa quando va ad Arcore e quindi? E quindi? È inutile che guarda l'avvocato Ghedini, cioè dica lei, e quindi? Volevo precisare, sono stata più volte rispetto a quello che risulta. Presidente, diamo atto, anche visto la sua precisazione, che io ero immobile, che non ho dato. A lei sì, assolutamente. Infatti la difesa non abbiamo mai detto nulla, per carità, è la testimone che si è rivolta. Sì, forse è troppo È spontaneo. un gesto Ci mancherebbe. che ha fatto il testimone, avvocato, no? Può capitare. Scusi. Certo. Quindi non abbiamo capito bene. Allora, questo cellulare lei lo portava o no quando andava Non sempre, alle non sempre, feste o cene? non sempre. Non sempre. E il fatto del non sempre, scusi, da che cosa dipendeva? Perché a volte non ci pensavo che ce l'avevo in borsa, ma senza senso, cioè nel senso non pensavo di avercelo in borsa, una volta ce l'avevo in borsa, sono un po' sbadato. Facciamo un passo indietro rispetto a settembre 2010 perché come non ricorda nulla di quella serata in particolare, quindi andiamo invece ad una circostanza, un fatto che lei sembra ricordare molto bene oggi in Sì. dibattimento, che è la serata del 27 maggio 2010. Prima domanda, lei in quel periodo, gliela rifaccio, lavorava? Aveva un'attività lavorativa? No, Quindi disoccupata a tutti gli effetti? sì, Sempre mantenuta dai suoi Sì. familiari? meno male. Lei, maggio 2010, che rapporto aveva con la signora Minetti? L'ho vista lì ad Arcore, ma non è che ci sentivamo per telefono. Quindi la conosceva però? Sì, la conoscevo. È simpatica. Scusi, non sentiamo bene. No, ho detto, la Sì. conoscevo. E poi cosa ha Ho aggiunto? detto, è simpatica, ragazza simpatica. Senta, lei rispondendo alle domande della difesa risulta una serie di telefonate Sì. tra lei e la signora Consensuao. Ok. 21:55, 495 secondi. Allora, visto che ha buona memoria su quella giornata, ci riferisca nel momento in cui risponde che cosa la Consensuao, peraltro persona che lei non conosceva, le dice al telefono per 495 No. secondi. Ho già risposto. Deve rispondere al pubblico ministero, signora, mi dispiace. Devo verbalizzare che va già risposto, dopo ovviamente No. le domande si possono rifare. No, allora io mi ha richiamato questa ragazza che avevo conosciuto la volta in cui sono accompagnato da Ruby. Io non la sento a bene. grandi- Non la sentiamo bene, sia Guarda. gentile, parli vicino al microfono, vede come si sente subito meglio. Ma mi ha riferito che questa ragazza era in questura e che praticamente aveva problemi per l'identificazione, non mi ha spiegato, mi ha detto che piangeva, era stata una chiamata molto buttata su quello. Io ho detto che avevo la febbre, lei mi ha detto vieni, e quindi c'è stato un po' un dibattito su questo, adesso mi preparo, non mi preparo, questa è stata la chiamata. A grandi linee, il particolare, da tutto questo tempo, non mi ricordo, comunque a grandi linee è stata questa la chiamata. Ma scusi,
siccome lei dice che quel giorno aveva la febbre 38,5 e siccome risulta per tabulas, nel senso che non solo è un dato documentale ma è stato anche confermato da una teste in dibattimento, che è la signora Consensuao, che era già in contatto con la signora Minetti, può spiegare, lei ha chiesto spiegazioni perché veniva tirato in ballo lei, persona che non conosceva la Consensuao. Lei ha la febbre, sta a casa, la telefonata arriva intorno alle 10, la prima telefonata, poi vedremo che ce ne sono altre, e lei è disposta a parlare con una sconosciuta, di una sconosciuta o comunque una persona che aveva visto una sola volta o 2 volte ad Arcore. Non le sembra inverosimile quello che lei sta raccontando? Sono una persona di cuore, sono una madre, sono molto... Anche lei è una persona di cuore. Bene. male. Prima telefonata 495 minuti. Può spiegare perché alle 22:11, cioè 10 minuti dopo questa prima telefonata lunghissima di 495 secondi, la signora Consensuao ha avuto l'esigenza di richiamarla e parlare con lei per 213 secondi? Era particolarmente agitata, io ho risposto. Era agitatissima. E lei quando si sarebbe mossa da casa? Prima, seconda telefonata, terza telefonata? Non ricordo soltanto che ho avuto il tempo, ho avuto bisogno di tempo per vestirmi, adesso non mi ricordo precisamente. Ho avuto più telefonate, più che altro lo sto apprendendo adesso perché non mi ricordavo neanche, quindi immagino che stia ricostruendo, presumo che sarà stata qualcuna mentre arrivavo le più vicine, ma non mi ricordo. Questi particolari non li ricorda. Lei ha chiamato il taxi da casa sua? Come c'è arrivata? No, sono andata in via taxi. Fate Bene Fratelli? Non lo so, in No, macchina? sono andata in taxi, sto cercando di ricordarmi se quella sera avevo credito o non avevo credito al cellulare, proprio sì, l'ho chiamato io. Quindi arriva... Allora, ci Sono racconti arrivata. bene che cosa succede quando arriva al portone di via Fate Bene Fratelli? Sono entrata, È entrata così? mi sembra... Non mi ricordo, sono entrato, ho trovato Michelle lì. No, signora, forse aspetti un attimo, perché stiamo parlando di una della questura di Milano, dove non mi- appena superato il portone d'ingresso, a parte che ci sono i piantoni, vi sono dei poliziotti che naturalmente non fanno passare nessuno se non vengono chieste le ragioni per le quali deve andare in questura, presentare una denuncia, essere convocato. E siccome stiamo parlando delle 11 e più di sera, quindi per varcare questo portone lei doveva necessariamente essere fermata e controllata dai poliziotti che sono alla porta. Questo è avvenuto? No, No. io non ho avuto... Nessuno mi ha chiesto il documento. Quindi lei, allora ci racconti, entra, supera questo sbarramento, poi che cosa succede? Sono entrata e ho chiesto della ragazza che doveva essere... mi ha detto una ragazza... No, aspetti. Portone, gabbiotto, lei fortunatamente, evidentemente quella sera i poliziotti dormivano, riesce a entrare. Ci spieghi com'è fatta all'interno la questura? Ma allora mi ricordo che c'erano delle... come si chiamano? Delle panchine in cui era seduta anche Michelle, poi siamo saliti. No, aspetti. Mi ricordo la signora bionda che era... Aspetti. Allora, siamo ancora al portone al gabbiotto. Non viene neanche registrato, tanto poco parla al microfono, quindi deve adesso- ripetere quello che ha detto adesso. Però Non no. solo non la sentiamo, ma non viene neanche Oh registrato. madonna, scusi. Dica. E quindi- quindi stava dicendo, è entrata, c'erano delle panchette. Sono entrata... L'ha appena finito di dire, deve parlare al microfono. Guardi Sono dove ce l'ha il entrata. microfono. C'era- Vede? Il microfono deve essere vicino alla bocca dritto, perché se parla così non è... Mi sente? No? Sì. Sì, ma non mi sente perché Adesso non è mi registrato. sente? No. Forse è meglio se lo prende tra le mani, non lo so, forse No, va bene così. Va bene? No, e non la sento ancora. Sente?
Va bene per la registrazione? Va bene. Allora, superiamo il gabbiotto. Ci spieghi? Sono entrata, c'è un sono entrata, mi sembra un cortile, c'era un cortile, sono entrata dentro in una porta, c'era l'ingresso, c'era la conference hall lì sotto, nel piano terra, poi siamo saliti sopra, non mi ricordo il piano, in un ufficio, abbiamo aspettato. E lei con chi ha parlato sopra? Allora, Uomini o donne? Poliziotti uomini o donne? È venuta dove eravamo noi in ufficio una signora bionda, una poliziotta signora bionda. Io mi ricordo lei, che però ha parlato principalmente con la signora Consensao e con la signora Minetti. Senta signora Loddo, io le ho fatto riconfermare quello che aveva dichiarato Sì. all'avvocato, cercando del Certo. suo ricordo i minimi dettagli, perché le devo dire che la dottoressa Iafrate, che è stata sentita in dibattimento prima di lei, È una poliziotta della questura, sì, Sì. dottoressa Iafrate, che era di turno quella notte, ha escluso nella maniera più assoluta che oltre la consensuao e un altro signora straniera, le cui generalità sono state prese dai poliziotti al momento in cui hanno chiesto di accedere alla questura, della sua presenza non v'è alcuna traccia, non solo testimoniale, ma documentale. Io c'ero, cosa vi devo dire? Io c'ero. Allora, io le ho Non chiesto... non posso io no- testimoniare il falso. Io c'ero. Lei c'era? Sì. Ma lei c'era all'interno della questura con la consensuao e ha parlato con i poliziotti, o c'era, non so, sulla strada via Fate Bene Fratelli, No, ero senza sopra. essere entrata in Ero questura? sopra. Ero sopra e c'ero. Non posso dirvi il falso, quindi non ve lo dico. È una sua... più di ammonirla non possiamo fare in questa fase, ma certamente le sue Io dichiarazioni sono non in contrasto minimo, in netto contrasto con le risultanze dibattimentali, in Cosa netto posso contrasto. fare? Io c'ero. Non posso fare nulla, c'ero. Quindi lei ancora sostiene che è potuta accedere alla questura di Milano senza che nessuno le chiedesse i documenti d'identità Assolutamente sì. alle 11 o a mezzanotte, quando lei sostiene di essere arrivata? Io c'ero. No, io le ho fatto una domanda, non mi risponda con io c'ero. Io ero su. Quindi In lei ufficio. conferma che è riuscita a Confermo. entrare all'interno della questura senza che nessuno le chiedesse i documenti? Confermo pienamente. Presidente, io non ho altre domande. La difesa vuole completare? Poche cose, grazie. Lei ha detto di ricordare una serata con Carlo Rossella, vero? Sì. Sì. Ecco, indipendentemente dalla data in cui la colloca, in quella serata è successo qualcosa di particolare? Assolutamente no. Io mi ricordo Carlo Rossella, ma non mi ricordo neanche la serata, quindi non Basta sono in se- grado di... Basta questo. Senta, lei è mai stato data indicazione dall'onorevole Berlusconi o da qualcun altro del suo entourage di tenere riservate le serate e di non parlarne con nessuno? No. E a queste serate erano presenti personali di servizio, personali per la musica, eccetera? Sì. Il dottor Berlusconi veniva mai lasciato solo? Mai. Chi c'era? Lei ricorda i nomi? Mi è capitato in passato a Picella, c'era il musicista Mariano Picella, poi c'era Danilo, il tastierista, poi mi ricordo tutti i camerieri, eravamo sempre in tanti. Va bene, non ho nessun'altra domanda, grazie Presidente. Il codifensore? Posso...
Le posso chiedere come mai nel suo ricordo oggi, rispetto alle dichiarazioni che ha reso indagini difensive 27 ottobre 2010, quindi addirittura in un periodo anche precedente alle indagini, cioè diciamo alla discovery che c'è stata soltanto nel febbraio 2011, gennaio 2011. Ecco, rispetto alla circostanza che la ragazza aveva detto di essere la nipote di Mubarak, come mai questo ricordo, questa circostanza che pur poteva essere interessante, lei il 26 ottobre del 2010, rispondendo a una domanda della difesa, dice: è una ragazza alta, diceva di avere 26 anni, diceva di essere figlia di una cantante brasiliana e padre egiziano. Guardi, sinceramente perché... Come mai oggi ricorda a distanza di anni qualcosa che neanche è stata sentita non dai pubblici ministeri ma dagli avvocati della difesa dell'onorevole Berlusconi, addirittura prima che ci fosse la discovery, quantomeno sui primi giornali che abbiamo il 28 ottobre 2010, Presidente. Non ho capito Ricordo la il domanda. primo articolo sul fatto del 28 ottobre. La domanda è: come mai quando fu sentito il 26 ottobre del 2010 dai difensori dell'onorevole Berlusconi, lei non aveva riferito la circostanza di aver, visto che dice di non capire le domande, deve avere la pazienza di stare ad ascoltarle. Allora, come mai non aveva riferito che El Mahroug Karima era anche una nipote o comunque una parente di Mubarak? Ne ho fatte 2 di dichiarazioni. È quello, ho fatto 2 dichiarazioni, ho fatto una, poi mi sono resa conto di essere stata molto superficiale e ho richiamato e ho fatto una seconda dichiarazione. Non sono abituata a questo genere di situazioni, purtroppo. E quindi l'aveva già precisato? Nella seconda sì. Non è stata prodotta la pubblica accusa. Mi scuso se ho un ricordo non esatto, avvocato Ghedini, però le uniche verbali di informazione resa nel corso dell'indagine, senza l'articolo 391 bis, è questo del 26 ottobre 2010. Non sono stati consegnati altri atti al pubblico ministero. Credo, ma adesso controllerò, però, di averle dato anche quello del 2 di novembre, ma... Controlleremo, ma non credo, Presidente. Non credo proprio. Perché, signora Loddo, in questo verbale del 26/10 non v'è nessun accenno alle circostanze del 27 maggio 2010, e cioè quando lei sostiene di essere andata in questura chiamato dalla signora Consensuao. Non v'è traccia in questo verbale. No, scusi se la interrompo, guardi che il secondo ve l'abbiamo dato perché abbiamo la fogliazione vostra, 140, quindi una volta siamo colpevoli. È un caso. Ma non c'è nessun cenno comunque, avvocato, al fatto che fosse nipote di Mubarak, anche in questo. Ma forse mi ha chiesto se c'era un secondo. Perfetto, è vero. Allora abbiamo chiarito che anche il secondo verbale del 2 di novembre era agli atti del fascicolo del pubblico ministero. Ma sono 2 domandine, se vuole possiamo, però non Dopodiché neanche nel secondo verbale lei aveva riferito di sapere che El Mahroug Karima fosse una nipote o comunque una parente di Mubarak. Sì, scusi Presidente, è così? Sì, assolutamente così, ma per la completezza, nel senso che questo secondo verbale invece riguardava la serata del 27 maggio, che era la seconda domanda che adesso aveva introdotto il suo procuratore. Sì, ma noi siamo ancora fermi alla prima, Lei dice, io gliel'ho detto la seconda volta, sono tornata perché mi sono resa conto di essere stata superficiale e l'ho precisato. E invece no,
perché Però ho adesso precisato dalla tutte- lettura del verbale del 2 novembre emerge che non l'ha precisato neanche il 2 novembre. Non mi ricordavo in questo momento, comunque ho precisato l'età, mi ricordo una precisazione però non mi ricordavo bene di che cosa. Comunque, francamente, era una situazione in cui mi sono trovata che non mi è mai capitato, non mi è mai capitato di essere mai in una situazione del genere, non ho l'abitudine. Ora non mi ricordo perché, se me lo sono dimenticato, però magari ero tesa, cioè spaventata dalla situazione, sinceramente parlando. A quale situazione? A essere sentita dai difensori? Sì, perché non capivo, per me è tutto uguale, cioè qualsiasi cosa per me è uguale, a me non sono stata neanche in tribunale per la separazione dei miei genitori o cose del genere, quindi proprio neanche mai avuto contatti con avvocati, non è mai capitato. Senta, veniamo al secondo fatto, e cioè del 27 maggio 2010 questura. È vero che nel secondo verbale 2 novembre 2010 c'è un riferimento, ma non c'è nessun riferimento a tutte le circostanze che lei oggi in dibattimento riferisce, e cioè che si è recata in questura, che è stata lì, che addirittura dorme a casa della consensuao dopo che la Ruby viene rilasciata dalla questura. Se Può dare l'avvocato lettura, per permette, io piacere? darei lettura perché è una contestazione. Sì, So sì, che sì. l'onorevole Berlusconi conosceva la signorina Ruby e quando questa fu fermata dalla polizia io fui contattata dalla Michelle, e neanche dice Michelle, qua sembrerebbe che la conosce, che mi narrò la situazione in cui si trovava la ragazza e mi chiese di informare l'onorevole Silvio Berlusconi di quanto era avvenuto. Io riuscii a parlare telefonicamente con l'onorevole Silvio Berlusconi rappresentandogli l'accaduto e che evidentemente la Ruby era minorenne perché la polizia chiedeva dei genitori. Quindi, come vede, un racconto così stringato che oggi invece a distanza siamo, lo ripeto Presidente, novembre 2010, siamo a novembre 2012, a distanza di 2 anni lei è così precisa nel ricordo. E le ricordo che non viene sentita dalla pubblica accusa ma dalla difesa dell'onorevole Silvio Berlusconi. Chiedo scusa Presidente, però certamente il suo procuratore ha letto questa risposta. Però bisognerebbe anche dare atto che poi non c'è nessuna ulteriore domanda della difesa su questa vicenda, perché allora io, se la Procura è d'accordo, possiamo anche Li consegniamo, li produciamo. al Tribunale, perché noi, ricevuta la risposta, non approfondiamo e passiamo ad altra domanda. Quindi, Come reagì a questa notizia Silvio Berlusconi? Rimase molto sorpreso dicendomi: ma come, in Italia si è maggiorenni a 18 e lei ne ha 24? Cioè, loro chiedevano null'altro, quindi questa è la bala. E queste sono le domande che noi riteniamo in allora di fare. Perché non ritenne di riferire ai difensori il fatto che poi dopo si recò anche in questura e che quando venne rilasciata la ragazza andò a dormire con lei e la signora Consecao a casa della signora Consecao? Ma guardi, io ho risposto alla domanda che era stata fatta, che comunque è stata focalizzata sul fatto che l'onorevole perché non sapeva che la ragazza fosse minorenne, quindi mi sono focalizzata lì. Non ho altre domande, Presidente. Va bene. Non abbiamo capito perché va in questura. Perché va in questura? Guardi, sono stata chiamata dalla signora Consensata. Quello l'abbiamo capito, ma dice io stavo perché malissimo, non la conosceva bene, ne ha chiesto il PM, vero? Gliel'ha chiesto prima il difensore il PM, adesso glielo chiede anche il tribunale. Dice stavo malissimo, perché alla fine decidi di Perché mi andare? sono dispiaciuta, perché io, guardi, sono fatta così, io mi commuovo anche con un cartone animato, questo fa ridere, ma io mi commuovo con i cartoni animati, sono così. Le ha chiesto un piacere la Consecao. Sì, Grazie, può andare. grazie. Va bene, adesso io faccio una pausa, non sto avanti.
Sospendiamo fino a mezzogiorno.